Proprio in queste ore, nell'area naturale del Parco del Delta del Fiume Po, in provincia di Rovigo, si sta compiendo un autentico massacro di uccelli migratori. Si tratta di bracconaggio vero e proprio, dove cacciatori fuori legge utilizzano registratori da richiamo con altoparlanti in bella mostra e armi semiautomatiche illegali. Una situazione che, come testimoniano molte associazioni come il WWF di Rovigo e la LIPU del Veneto, va avanti ormai da anni e che ha superato ogni limite della decenza. Non solo questi bracconieri sparano a tutto, ma hanno la faccia tosta di farlo alla luce del sole e con un'arroganza mai vista. Pensate che pochi giorni fa, il 7 gennaio, dei bracconieri che utilizzavano alla luce del sole un registratore con altoparlanti sono stati fotografati da alcuni volontari della LIPU di Padova, ai quali hanno fatto addirittura il dito medio. E tutto questo perché si sentono sicuri e impuniti, con le spalle coperte grazie a una politica regionale che non solo tollera, ma addirittura incentiva la caccia illegale. Purtroppo è dal 2002 che la Regione Veneto, con Galan prima e Zaia poi, in una folle corsa a chi offre di più ad una massa di cacciatori sempre più ingordi, ha legalizzato il bracconaggio nei confronti di specie protette tramite la truffa della caccia in deroga. Tutto questo non ha fatto altro che procurare all'Italia una sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea e un nuovo procedimento attualissimo di infrazione che quasi sicuramente comporterà una nuova condanna con gravi sanzioni che pagheranno tutti gli italiani. Il caso del bracconaggio nel Delta del Po costituisce l'ennesimo capitolo di questa saga di illegalità aperta dalla Regione Veneto. Per questo motivo ho depositato un'interrogazione parlamentare per chiedere alla Commissione europea di intervenire per fermare questo scandalo e riportare un po' di legalità in quello che sta diventando il regno del bracconaggio europeo, ovvero il Veneto. Purtroppo solo la Commissione europea, come per la caccia in deroga, può intervenire per sanare questa situazione e far rispettare le norme di tutela degli uccelli migratori. Il Parco del Delta del Po rappresenta infatti un'importante zona di sosta, riproduzione e svernamento per uccelli migratori provenienti dal nord Europa ed è per questo che fa parte dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale della rete Natura 2000 tutelate dall'Europa. Oltre all'interrogazione ho trasmesso un dettagliato esposto con relativa richiesta di documenti e chiarimenti al Presidente della provincia e al Prefetto di Rovigo. La caccia legale in Veneto e in tutta Italia deve finire una volta per tutte. Da Bruxelles continuerò a fare tutto il possibile affinché la Giunta Zaia e non solo lo capisca e agisca di conseguenza.